Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli. Sanità, il pronto soccorso dell'Umberto I di Siracusa nella bufera. 2 pazienti denunciano maltrattamenti da parte del personale. Il Codacons presenta un esposto in procura. L'azienda sanitaria avvia un'indagine. A Siracusa e Catania sequestro milionario per scommesse online e criptovalute a un ex collaboratore di giustizia nuovamente vicino alle famiglie mafiose. Smantellato un traffico illecito di preziosi reperti archeologici tra Italia, Regno Unito e Germania del valore di 17 milioni di euro. 22 arresti, 10.000 i pezzi sequestrati. Il mistero dei bronzi di Riace, lo studio di 6 università conferma l'ipotesi siciliana. Prove schiaccianti che le statue non possono essere rimaste sui fondali calabresi. Oltre 15.000 lavoratori e pensionati hanno sfilato a Palermo contro la manovra del governo Meloni. A Palermo, la tappa principale in Sicilia dello sciopero generale indetto dalla CGIL. Non arriviamo più a fine mese, dicono i manifestanti. Gela, incendio doloso a Macchitella, distrutto il nuovo fast food Zangarolo, pronto all'apertura, danni ingenti e assunzioni sfumate. Caro voli, nessuna pratica scorretta. La beffa dell'antitrust che assolve le compagnie aeree. Da domani intanto sarà possibile acquistare i biglietti del Sicilia Express per rientrare nell'isola in treno. Calcio in Serie C, il Catania cerca la 4ª vittoria domenica sul campo del Potenza. Domani, dopo la conferenza stampa di Toscano, la partenza per la Basilicata. Trapani e Siracusa tornano in campo in cerca di punti. In primo piano lo avete sentito, la sanità, con questo caso che arriva dal pronto soccorso dell'Umberto I di Siracusa che finisce nella bufera. 2 pazienti infatti hanno denunciato di essere stati maltrattati dal personale. Un infermiere è stato accusato di aver insultato una donna che chiedeva del medico rispondendo il veterinario non c'è. L'azienda sanitaria si è subito scusata, ha avviato un'indagine e il Codacons intanto ha presentato un esposto in procura. Ma ci racconta tutto Francesco Aloi. Chiede di parlare con un medico e l'infermiere risponde che il veterinario è andato via. È accaduto all'Umberto I a Siracusa e a raccontarlo è la signora Maria, una paziente che si era presentata al pronto soccorso. Si è sentita umiliata, maltrattata, derisa anche per il suo peso di 147 kg. Nuda mentre le cambiavano il pannolone, ridendo le avrebbero detto che spettacolo. Scene gravissime e di ordinaria follia, con la donna che si è vista cambiare il catetere davanti a tutti, senza alcuna privacy. L'umanità e il rispetto che dovrebbero prevalere in un luogo del genere, del tutto latitanti. La struttura ospedaliera non va. Le attese sono lunghissime, dalle 9 che siamo qua. Fatti il conto, sono le 5:30, non so se hanno dato ancora soccorso. E uomini e donne sono tutti insieme? Sono tutti insieme, sì. Già qualche giorno fa era arrivata un'altra denuncia, questa volta da un uomo. Anche lui si era sentito trattato come un animale. Per questo il Codacons ha presentato un esposto in procura. Abbiamo peraltro chiesto una visita ispettiva al Ministero della Salute e contiamo nei prossimi giorni di incontrarci con i vertici dell'ASP. L'azienda sanitaria si era già scusata per il primo caso e lo fa anche adesso. Il commissario straordinario Chiara Serpieri ha subito avviato un'indagine interna, assicurando sanzioni. Scommesse online e criptovalute, sequestro milionario all'ex collaboratore di giustizia Fabio Lanzafame, considerato vicino alle famiglie, alla famiglia mafiosa dei Santa Paola Ercolano e al clan Cappello. Bonaccorsi. Adelaide Barbagallo.
C'è perfino un'ala di un palazzo storico nel pieno centro dell'isola di Ortigia a Siracusa. In tutto 89 immobili in Italia, in Sicilia anche a Catania e Romania. Soldi, attività commerciali in Italia e all'estero, attive nel settore dei giochi e delle scommesse. Tra i beni sequestrati a Fabio Lanzafame, già collaboratore di giustizia. La Guardia di Finanza di Catania ha messo sotto sequestro un patrimonio da oltre 40 milioni di euro. Siracusano, residente in Romania, è noto come il pentito delle scommesse. Lanzafame, ritenuto vicino alla famiglia mafiosa Santa Paolo Ercolano e al clan Cappello Bonaccorsi, avrebbe accumulato beni e attività grazie a un articolato sistema illecito legato al settore dei giochi online, delle scommesse e del riciclaggio internazionale. Condannato nel 2020 e nel 2022 alla pena complessiva della reclusione di circa 7 anni, le inchieste ne avevano evidenziato la spiccata pericolosità sociale. Tra le accuse contestate anche il riciclaggio di ingenti quantità di denaro in criptovalute e l'intestazione fittizia a terzi di propri beni e attività economiche per mascherare l'entità del patrimonio a lui riconducibile, in modo da evitare o ridurre il rischio di possibili sequestri. Le sentenze hanno inoltre richiamato il concorso esterno di Lanzafame in entrambe le associazioni mafiose, i cui interessi avrebbe favorito agevolandole nell'apertura e nella gestione di sale scommesse e attività commerciali nelle province di Catania, Siracusa e in altre località del territorio italiano. L'operazione rappresenta uno dei colpi più rilevanti degli ultimi anni al sistema mafioso delle scommesse clandestine. E adesso parliamo del traffico illecito internazionale di beni archeologici. Una maxi operazione dei carabinieri è stata condotta tra Italia, Regno Unito e Germania. Ci sono 45 misure cautelari e sequestrati 10.000 pezzi. Eva Spampinato. I tombaroli l'avevano capito, la cultura rende e anche molto, parliamo di almeno 17 milioni di euro, il valore stimato dei 10.000 reperti archeologici sequestrati dai carabinieri in un maxi blitz internazionale tra Italia, Regno Unito e Germania, beni sufficienti ad aprire uno dei più importanti musei del paese. Dico 10.000 pezzi, tutti importanti, importantissimi. Sono stati sequestrati laboratori in cui evidentemente c'era un doppio mercato illecito, quello dei beni trafugati dagli scavi e poi vi era un mercato illecito rappresentato dalla falsificazione di questi pezzi antichi. La Sicilia era il cuore del saccheggio, una terra ricchissima dove i predatori riuscivano a trovare pezzi rarissimi anche in siti già scavati, merito di 60 metal detector di nuova generazione così potenti da sorprendere persino gli esperti. Si è ritenuto di darli ai competenti uffici ministeriali perché non ne sono privi. Insomma, quindi abbiamo i ladri che hanno più mezzi delle guardie. 45 persone sono state raggiunte da misure cautelari tra Sicilia e Calabria, tra cui un poliziotto. Gli investigatori hanno ricostruito l'intera filiera illegale che arrivava fino a negozi del centro di Roma, Monaco, Londra, persino a case d'asta internazionali. Una rete ben strutturata che in Sicilia non era legata alla mafia. Grazie a intercettazioni e tabulati è stato fermato in aeroporto un italiano diretto in Germania. Nel portafogli nascondeva 15 monete greche rarissime, alcune in bronzo e di cui esistono solo 4 o 5 esemplari al mondo. Infine un garage di Paternò era il punto d'incontro per gli affari. Qui un cittadino ungherese residente a Londra aveva raggiunto un tombarolo per definire gli accordi. E a proposito di beni archeologici, torniamo a parlare dei bronzi di Riace, sui quali ci si continua a chiedere se siano appunto calabresi o siciliani. Dopo il ritrovamento nell'agosto del 72 delle statue al largo delle coste calabresi, arrivano nuovi riscontri sull'ipotesi appunto dell'origine siciliana formulata negli anni '80 da 2 archeologi americani e rilanciata recentemente dallo studioso Anselmo Madeddu. Una ricerca scientifica presentata oggi al Teatro Comunale di Siracusa conferma i racconti dei vari testimoni che negli anni hanno parlato del ritrovamento a Brucoli non di 2 ma di un intero gruppo scultoreo depredato da archeotrafficanti. E lo studio recentemente pubblicato su un'importante rivista scientifica vede l'Università di Catania in prima fila. Sentiamo i risultati appunto di questa ricerca.
questo studio realizzato da 6 università che vede Catania capofila insieme a Ferrara e a tante altre, mette appunto il sigillo scientifico alla ipotesi siciliana sui bronzi di Riace. In base a quali prove? Esattamente, è proprio così, mette un sigillo ad una prova che è schiacciante. Inizialmente abbiamo iniziato studiando le terre di saldatura, cioè le terre che si ritrovavano a saldare frammenti diversi della statua che coincidevano con le terre dei Pantanelli. Oltre a questo ora abbiamo anche una prova legata all'alterazione del bronzo, che è tipico di fondali profondi che non hanno niente a che fare con Riace, e anche delle incrostazioni profonde, anche queste che sono estranee all'ambiente di Riace. Cambiamo argomento, oggi sciopero generale indetto dalla CGIL contro la manovra del governo Meloni. A Palermo hanno sfilato in 15.000 tra lavoratori e pensionati che dicono non arriviamo più a fine mese. Sentiamo Marco Gulla. Ridiamo speranza al mondo del lavoro è la parola chiave della manifestazione regionale siciliana dello sciopero generale indetto dalla CGIL incentrato contro la manovra di bilancio del governo Meloni. A Palermo in migliaia sfilano dalla Cala fino a Piazza Indipendenza di fronte Palazzo d'Orleans. In Sicilia il sindacato ha esteso la protesta anche nei confronti del governo Schifani e della sua legge finanziaria. In Sicilia abbiamo il fatto che viene utilizzata la spesa pubblica non per affrontare i problemi che questa regione ha, ma la spesa pubblica serve per alimentare clientele, malaffare, ruberie, sprechi, e che queste ruberie e sprechi soprattutto attraverso settori strategici della nostra regione a partire da quella della sanità. A manifestare oggi tantissimi giovani lavoratori e poi dipendenti Almaviva licenziati, metalmeccanici di Selica, Bincassa Integrazione, gli edili della Manelli, gli interinali di AMAP licenziati, i docenti precari dell'università e poi tanti lavoratori che non arrivano più a fine mese. Noi lavoriamo ma lo stipendio rimane sempre quello che è, non vediamo l'aumento e purtroppo la vita va sempre aumentando, è cara e giustamente ci troviamo male per questo motivo. A sfilare anche moltissimi pensionati. Non solo abbiamo la difficoltà di poter arrivare a fine mese con le pensioni scarse che abbiamo, ma siamo arrabbiati per il fatto che in questa legge di bilancio il governo sta stanziando qualcosa come 23 miliardi di euro per gli armamenti, per le spese militari, sottraendo risorse ai pensionati e sottraendo risorse anche allo Stato sociale. Si allargano anche ai lavori di ristrutturazione del Mondello Palace Hotel finanziati con il PNRR le verifiche della Prefettura di Palermo partite dal rischio infiltrazione nella società italo-belga che gestisce la spiaggia. Manlio Viola. Dopo la spiaggia e lo stabilimento balneare di Mondello, anche il Palace Hotel della borgata marinara di Palermo finisce nel mirino della prefettura, o quantomeno i lavori della ristrutturazione del grande albergo in corso da quasi 2 anni e che dovrebbero concludersi nell'aprile del 2026 per procedere al rilancio della struttura in franchising con Accor Hotel, il grande gruppo francese. Il grande albergo di proprietà della Immobiliare Turistica SPA è al centro di un accordo di franchising fra la italo-belga, che gestisce la spiaggia anche, e la Accor. I lavori di ristrutturazione per 1.400.000 euro sono in parte finanziati con il PNRR, un contributo a fondo perduto di poco più di 900.000 euro. Ma secondo le ultime inchieste, ad eseguire le opere sarebbe la GM Edil, la società della famiglia Genova, già destinataria di interdittiva antimafia ed esclusa dai fornitori della italo-belga dopo l'esplodere della polemica sul rischio di infiltrazioni. Ai cancelli del cantiere del Mondello Palace Hotel campeggia proprio un cartello della GM Edil. Ma la italo-belga nega che l'appalto sia in carico all'impresa di Genova, coinvolta soltanto in una porzione dei lavori secondari come montaggi e smontaggi, messa in sicurezza e sgomberi conservativi. Incarichi affidati la scorsa estate, quindi 5 o 6 mesi fa, contemporaneamente a quelli riguardanti la spiaggia. Il prefetto ora vuole vederci chiaro e ha convocato l'impresa, poi deciderà cosa fare. Per Mondello però è allarme. Una grande impresa come quell'albergo era attesa alla riapertura con speranze per il turismo e per il lavoro. Le ombre scure che si addensano rischiano di completare il percorso di stop al rilancio di Mondello che sembrava iniziato.
Anche il Tribunale del riesame di Catania ha annullato il provvedimento della Procura della Repubblica di Caltagirone che aveva convalidato il sequestro delle somme di denaro contante trovate nella tenuta agricola di San Michele di Ganzaria dell'ex presidente della regione Totò Cuffaro. Il sequestro era stato disposto dalla Procura di Palermo nell'ambito dell'indagine su illeciti nella gestione dei concorsi, delle nomine e degli appalti nella sanità siciliana che vede coinvolto appunto Cuffaro. Il provvedimento dei giudici catanesi segue quello emesso la settimana scorsa dal Tribunale del riesame di Palermo che aveva annullato il sequestro delle somme trovate nell'abitazione palermitana dell'ex leader della DC. E adesso a Gela, incendio doloso all'alba a Macchitella, il nuovo fast food Zangarolo pronto all'apertura è stato completamente distrutto. Pesanti i danni e 14 assunzioni sfumate. Il servizio di Gerri Italia. Alle prime luci dell'alba un incendio di natura dolosa ha devastato il fast food Zangaloro, il nuovo punto di ristoro che avrebbe dovuto aprire tra pochi giorni nel quartiere Macchitella. Le fiamme si sono sviluppate davanti all'ingresso e hanno rapidamente invaso tutto il locale già ultimato. I vigili del fuoco hanno trovato l'interno completamente avvolto dalle fiamme e hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo. Sul posto anche la polizia che ha avviato le indagini e ha già sequestrato i video delle telecamere di sorveglianza della zona per individuare i responsabili. Il locale era ormai pronto, mancava solo l'allaccio del contatore elettrico. Il titolare ad oggi non aveva ricevuto alcuna richiesta o minaccia. Diciamo che non abbiamo avuto fino ad oggi nessun contatto da nessuno, non pensavamo a una cosa del genere. Oltre ai danni materiali, diverse decine di migliaia di euro, resta il contraccolpo per le 14 assunzioni già avviate, tutte destinate a personale gelese. Non hanno fatto un disturbo a noi, ma pensando che un locale del genere dovrebbero venire dalle 12-15 persone a lavorare, insomma, della città di Gela. Perciò lo smacco l'hanno fatto la città di Gela, non a noi. Ed è tanta la rabbia per il titolare che quando gli chiediamo se è pronto a riaprire il locale risponde così. Vediamo. Un progetto imprenditoriale cancellato prima ancora di partire. Le indagini sono tuttora in corso. E adesso torniamo a parlare del caro voli perché arriva pure la beffa dell'antitrust che assolve le compagnie aeree e conclude nessuna pratica è scorretta. L'agenzia insiste nel dire che è il mercato a dettare i prezzi. Per fortuna da domani ci sarà la possibilità di acquistare i biglietti invece del Sicilia Express a tariffe calmierate. Adelaide Barbagallo. Caro voli nei periodi delle feste, è il mercato a dettare i prezzi. Questa è la conclusione in soldoni dell'antitrust che assolve le compagnie aeree che non avrebbero nessuna responsabilità sui prezzi esorbitanti sui voli da e per la Sicilia, così come per la Sardegna nei periodi di maggiore richiesta, in primis a Natale e Pasqua. Una conclusione che sa di beffa. L'autorità, sulla base delle informazioni fornite dalle stesse compagnie aeree, ha analizzato più di 23,5 milioni di dati sui biglietti effettivamente venduti per singola tratta su voli domestici per l'anno 2023 e non rileva criticità concorrenziali. In pratica l'analisi non ha fatto emergere l'adozione di pratiche di profilazione della clientela. Al contempo però l'antitrust non nega l'esorbitante aumento dei prezzi. Grafici alla mano dimostra che il 60% dei biglietti per voli verso la Sicilia il 23 dicembre hanno un costo superiore a 200 euro, mentre la media annua di costo è di 70 euro. Immediata la replica delle associazioni dei consumatori Codacons e Assoutenti. Quando a Natale dicono un biglietto aereo per volare dalle città del nord Italia agli scali siciliani arriva a costare più di un volo intercontinentale, non si può parlare di assenza di criticità. Consumatori invoca la continuità territoriale per risolvere alla base il problema. La Regione intanto cerca in qualche modo di tamponare. Da domani a mezzogiorno sarà possibile acquistare i biglietti del treno Sicilia Express a prezzi calmierati da 24,90 a 29,90 euro. A San Leone, frazione balneare di Agrigento, è definitivamente crollata la pista ciclabile inghiottita dal mare. Ora è a rischio anche il viale delle dune. Davide Sardo. Un disastro annunciato e oggi purtroppo diventato realtà. Ad Agrigento, a San Leone, la pista ciclabile è crollata, trascinata via dall'erosione del mare. Le immagini di Mare Amico parlano da sole, un tratto di costa che cede metro dopo metro.
E non è finita. Il movimento franoso ora minaccia anche il Viale delle Dune, una strada fondamentale per residenti e turisti, un fronte che si allarga, un pericolo che cresce. Claudio Lombardo, coordinatore di Mare Amico, ha contattato l'assessore regionale al territorio e ambiente Giussi Savarino. Lei assicura che ogni ente ha fatto la propria parte. Tutti i passaggi, dice, sono stati completati, ma tutto è fermo, bloccato alla Corte dei Conti e mentre le carte restano sul tavolo, la costa continua a cedere. Agrigento aspetta risposte e soprattutto interventi immediati, prima che il mare si prenda anche il resto. Questa mattina, su iniziativa dell'ASP di Catania e alla presenza del direttore generale Laganga Senzio, nella hall dei reparti di pediatria e di odontoiatria speciale e riabilitativa dell'ospedale di Acireale, l'aria si è riempita di stupore e magia grazie al primo appuntamento di Wonderland Sorrisi in Corsia, il progetto della Brigata d'Arte Sicilia, teatro che porta arte, gioco, racconti e poesia nei luoghi di ricovero a cura e cura di bambini e ragazzi. Per un'ora, tra colori, musica e piccole meraviglie, la sala di attesa si è trasformata, come vediamo, in uno spazio di immaginazione e leggerezza. A dare spettacolo due clown dottori professionisti, Andrea Arena e Maria Elena Rubino, della compagnia di Clown Sbada Clown, assieme a due musicisti della Brigata d'Arte, il fisarmonicista Salvo Tomaselli e il batterista e tamburellista Orazio Pulvirenti. Ci fermiamo con questa notizia, ritorniamo tra poco invece con il calcio, parliamo di Serie C. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio, parliamo di Serie C, il Catania sarà in campo domenica pomeriggio a Potenza, Toscano ritrova Di Tacchio dopo la squalifica e ha recuperato anche Donnarumma e Pieraccini che potrebbero partire dalla panchina però. Francesco Triolo. C'è un primato da difendere, c'è da dare continuità alle 3 vittorie consecutive. Il Catania è pronto a mettere in valigia destinazione Potenza, voglia e determinazione e sul pullman anche 3 rinforzi in più. Di Tacchio, Pieraccini e Donnarumma dovrebbero infatti far parte della lista dei convocati e se il primo rientra dalla squalifica ed è pronto a riprendersi il posto da titolare in mezzo, gli altri 2 sono ancora a mezzo servizio, è vero, e dovrebbero partire dalla panchina, ma intanto ci sono, così come pienamente recuperato Alessandro Raimo, già convocato in campo venerdì scorso. Insomma, l'infermeria inizia a svuotarsi e questa non può che essere una buona notizia per Toscano, ma non solo. È evidente che la trasferta di Potenza è considerata parecchio delicata. La squadra di De Giorgio è reduce dal 3-1 al Crotone in Coppa Italia Serie C che è valso l'accesso in semifinale. Squadra quindi in salute che non perde da 4 partite e ha vinto le ultime 2 al Viviani con Trapani e Casarano. In campo è probabile che vada la formazione vista contro il Crotone in Portadini, difesa a 3 con Allegretto, Di Gennaro e Celli, tra gli esterni a destra Casasole e a sinistra al momento conferme per Lunetta, mentre in mezzo al campo titolari oltre a Capitan Di Tacchio anche Quaini. Jimenez è d'ausilio sulla 3/4 alle spalle di Forte con Caturano che spinge da dietro per un'occasione per ritrovare il gol e non è detto che da ex l'area del Viviani non possa fargli bene. Trapani e Siracusa domani in campo per la 17ª giornata di Serie C, Granata ospitano il Cosenza, azzurri impegnati a Cava dei Tirreni. Sergio Colosi. Incertezza e bisogno assoluto di punti accompagnano gli appuntamenti di Trapani e Siracusa, rispettivamente contro Cosenza e Cavese. Il futuro delle due siciliane è tutto da decifrare. Il Trapani, che rischia altri 8 punti di penalizzazione, da aspirante squadra per i play-off potrebbe ritrovarsi in fondo alla classifica e da qui la disperata necessità di fare punti al provinciale contro un Cosenza a 5 lunghezze dalla vetta. Aronica spera di recuperare alcuni degli infortunati, in particolare Di Noi e Fischnaller, convocati per la scorsa gara di Salerno ma poi non inseriti nella lista. Ancora uno spareggio salvezza per il Siracusa, che gioca a Cava dei Tirreni contro la Cavese, con l'obiettivo minimo di non perdere per non aumentare il ritardo in classifica dai campani, già di 3 punti. Gli azzurri navigano tra zona retrocessione e play-out, con l'incertezza sul futuro prima di un mercato quanto mai necessario. Lo squalificato
qualificato Turati in tribuna a Cava insieme al vice Spinelli, dovrà fare a meno per lo stesso motivo di Bonacchi e Candiano, ma ritrova Puzzone e Molina. Un'altra pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Prima di chiudere, l'Archivio di Stato di Messina avrà una nuova sede. Il Ministero della Cultura, tramite la Direzione Generale Archivi, annuncia la formalizzazione dei locali che ospiteranno l'istituto a partire dal prossimo anno. Gli uffici saranno collocati in via Dogali 50 nel centro della città. Una soluzione che restituisce a Messina un suo luogo fondamentale, che è stata raggiunta anche grazie all'intervento del Ministro Alessandro Giuli. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.